sanzionare l'intervento del centrocampista barese. C'è punizione per il Vicenza con la panchina che osserva preoccupata se l'Averone si riesce a rialzare. Punizione affidata come di consueto al sinistro di Davide Di Gennaro. Al centro dell'area Gentili, Varela, Sampirisi che si va a portare Garcia Tena. Restano a difesa della propria tre quarti campo Cinelli e Camisa. Lopez chiede a Camisa di salire, ma Camisa gli fa cenno che ha qualche problemino fisico, preferisce starsene all'indietro. Il dialogo tra i due, Lopez furibondo perché Camisa non si riesce a spingere in avanti, sta cercando di recuperare. Molta stanchezza nelle fila dei biancorossi, ma c'è una punizione interessante al 27esimo minuto. Di Gennaro, va anche l'Averone. L'arbitro dice a Di Gennaro di portarsi a bordo campo, non gli ha concesso di rientrare. Vediamo un po', se mancano i parastinchi. Assistiamo a Sciacca che va a portare i parastinchi a Di Gennaro, che non so se potrà partecipare a questa azione. No, peccato davvero, situazione abbastanza strana con Di Gennaro che era senza parastinchi, costretto ad andare a bordo campo, e sarà l'arbitro a concedergli di rientrare. Vicenza in 10, calcio di punizione affidato a Varela, cross di Varela, colpo di testa da parte di Donati, poi ci va di nuovo Varela che vince il contrasto con Stevanovic, mette un buon pallone al centro, il colpo di testa, rete del Vicenza, il vantaggio dei biancorossi con il gol, ancora lui, ancora Ragusa. 28esimo minuto, Antonino Ragusa firma il vantaggio del Vicenza, 1-0 per i biancorossi. La firma è sempre sua, l'esultanza è sempre quella, contro la bandierina, Vicenza in vantaggio. Ma direi doveva battere la Di Gennaro, l'ha battuta Varela, che poi è andato a riprendere il pallone sulla respinta. È stato bravo a crossare di prima con il piede non suo, perché ha crossato di destro. Grande sponda sul secondo palo, che poi non era una sponda, era un tiro in porta, quindi la palla è rimbalzata ed è stato molto bravo Ragusa a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. E adesso il Menti diventa una bolgia per l'1-0 del Vicenza. Ha segnato Antonino. La partita viaggiava su degli equilibri sottili, quindi la prima squadra che ha sbloccato il risultato, direi che può essere anche meritato il vantaggio del Vicenza, per quanto entrambe le squadre avevano prodotto gioco e avevano creato occasioni. Il Vicenza è riuscito a sfruttare la sua, e queste partite di solito vengono sbloccate da un episodio come questo. 1-0 del Vicenza. Ragusa c'era andato vicino in precedenza con una conclusione sotto la traversa. Al secondo tentativo non si è fatto pregare. Adesso Varela, che direi si è calato immediatamente nella partita, va a subire fallo, calcio di punizione in favore dei biancorossi e giallo risparmiato a Ligi. Varela ha avuto un impatto devastante sulla partita. Come ti avevo detto, il giocatore con le sue qualità ha la possibilità di attaccare lo spazio e mettere in difficoltà gli avversari. Così ha fatto, sta molto bene fisicamente, e credo che questo tipo di azioni, questo tipo di situazioni di gioco l'abbiano galvanizzato. Bianco rosso è il colore